Eccoci insieme, cari telespettatori, nel nostro spazio di approfondimento dello CGIL con Renato Bressan della segreteria regionale. Grazie di essere nuovamente qui con noi. Grazie a voi. Allora, aggiornamenti molto importanti che riguardano la sanità. In questo periodo è doveroso anche farli, spiegando anche alcuni aspetti tecnici organizzativi. Parleremo quindi della nuova programmazione sociosanitaria, che cosa vuol dire, cosa implica per il cittadino, e dei cosiddetti piani di zona, cosa sono. Allora, vediamo di entrare un po' nel merito. Intanto alle nostre spalle già ci introduce l'argomento. Dopo daremo 2 note tecniche informative per questo periodo, raccomandazioni per le persone anziane e pensionati e non solo. Certo. Sì, parliamo dei piani di zona che sappiamo essere, come dire, un argomento a volte che esce dagli addetti anche ai lavori, ma che ha una sua complessità e quindi vorremmo tentare in questi minuti di spiegare esattamente di cosa si tratta. E abbiamo deciso di parlarne proprio per la fase che stiamo vivendo, dove imperversano le notizie sul coronavirus, come ben sappiamo, ma i piani di zona non sono avulsi da quello che sta accadendo. È uno strumento invece che può essere in qualche maniera utile anche ad affrontare emergenze come questo tipo. Allora, i piani di zona sono il cosiddetto, viene definito lo strumento di programmazione dei servizi sociali territoriali. Questa è la definizione, diciamo, che viene sempre introdotta quando si parla dei piani di zona. Nascono nel 2000 con la legge 328 voluta dall'allora ministra della solidarietà sociale Livia Turco, per la prima volta li incrociamo dentro a quella legge. E cosa fanno e a cosa servono i piani di zona? Allora, i piani di zona intanto si realizzano in questo periodo, siamo proprio nel periodo della realizzazione e costruzione dei piani, dopo che la delibera della Giunta regionale dello scorso anno ha stabilito che rispetto alla nuova programmazione sociosanitaria di pari passo si devono costruire i nuovi piani di zona. Quindi siamo impegnati con le ULSS e siamo impegnati anche con il contributo di tutte le organizzazioni che aderiscono ai piani di zona, le associazioni, la conferenza dei sindaci, le conferenze di distretti sanitari, eccetera, a costruire i piani di zona. Devono essere definiti, la delibera prevede entro il 31 maggio vanno approvati in via definitiva. Quindi è un qualcosa che è ancora in costruzione? È in costruzione, siamo nella fase della costruzione. Ovviamente vanno avanti quelli precedenti, non è che sono ovviamente morti, quelli continuano a vivere, ma nel frattempo si stanno realizzando questi nuovi per il periodo triennale che va da quest'anno fino al 2022, durano 3 anni di tempo. Su cosa operano? Operano in 6 aree, si dice. Sono aree legate al disagio sociale, alla fragilità, alla disabilità, abbiamo la famiglia, gli anziani, le donne, i minori in condizioni di disagio sociale, gli anziani, abbiamo la salute mentale, abbiamo la disabilità, come abbiamo detto, e abbiamo la povertà e inclusione sociale. Queste 6 aree, come dire, hanno e afferiscono a un tavolo specifico, ognuno ha un proprio tavolo specifico dove ci sono dei soggetti che stabiliscono quali sono gli interventi per ogni area che devono essere fatti per aiutare le persone che si trovano in questa condizione di disagio. Vediamo la seconda slide che appunto ci illustra le aree di intervento, così riuscite anche a individuare bene e la valenza, l'importanza di capirle. Certo. A questo punto chiederemo anche quanta parte avete voi come partiti sociali, sindacato, nel mettere parola in questo, no? Sì, quindi si costruisce il piano e quando si costruisce il piano non lo si costruisce solo tenendo conto di quelli che sono gli aspetti attuali, socio-economici, ma si deve tener conto degli aspetti e delle analisi socio-economiche attuali, ma con una visione a medio-lungo termine, cioè capire come la nostra società si trasforma e quali saranno le aree di disagio che potranno aumentare, quindi cercare di intervenire prima su queste aree per tentare in qualche maniera di attenuare quel disagio o, se possibile, come dire, anche eliminarlo oltre che attenuarlo. Noi in particolare come sindacato dei pensionati, assieme alla Confederazione e alle categorie,
cerchiamo di entrare a far parte di tutte le aree ovviamente, ma lo facciamo con persone che hanno una competenza al nostro interno. In particolare lo SPI, Sindacato dei Pensionati, ha già fatto la richiesta ed entreremo a far parte di tutta l'area cosiddetta dell'area anziani, perché attiene in qualche modo a quella che è la nostra mission, quindi cercare di tutelare le persone anziane che si trovano in una fase di difficoltà. L'area anziani, tra l'altro, va detto che occupa più della metà degli interventi, come dire, complessivi di tutti i piani di zona. Tanto è vero che le risorse che vengono spese economiche all'interno di quell'area sono più della metà, perché ci sono più della metà degli interventi che vengono fatti tra gli interventi domiciliari, quindi gli interventi semi-residenziali e gli interventi residenziali. Quindi questo è molto importante per capire anche i benefici che poi i cittadini coinvolti potrebbero avere a seconda di come vengono organizzati. Certo. Ci sono in questo, entrano in gioco i cosiddetti distretti sociosanitari. Altra slide che possiamo vedere. Quanti distretti ci sono nella nostra regione? Che cosa vuol dire distretto? Perché è così importante? Sono importanti i distretti sanitari, sociosanitari, perché intanto sono 26 i distretti che abbiamo in Veneto. Ogni distretto propone il suo piano di zona e quindi abbiamo il comitato di sindaci di distretto che stabiliscono, assieme ovviamente a noi, quelle che sono le priorità per il loro territorio, perché non tutti i territori sono uguali. Quindi avere 26 distretti dislocati in Veneto vuol dire che magari a volte possiamo trovare il distretto dell'Ulso 1, ipotesi, quello bellunese, e che attiene anche alla parte alta della provincia, le cosiddette terre alte, dove magari abbiamo più necessità di interventi sulla popolazione anziana, ma perché lì abbiamo un tasso di invecchiamento decisamente più alto rispetto magari a un territorio di pianura o lagunare e viceversa. Quindi ogni territorio deve tener conto delle sue condizioni socio-economiche, territoriali, orografiche, eccetera. Ripeto, fare delle analisi di sviluppo nel medio-lungo termine e tentare di costruire una macchina organizzata che possa affrontare i problemi che sappiamo che abbiamo di fronte e che ne avremo sempre di più, tanto più che sappiamo che l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che ormai, come dire, inarrestabile per certi aspetti, ma che porta con sé problemi legati alla cronicità, ai decadimenti cognitivi, problemi muscoloscheletrici, quindi abbiamo bisogno di potenziare il servizio di assistenza domiciliare e tutto questo passa attraverso, come dire, i piani di zona. Perfetto. La spesa è un altro aspetto importantissimo, perché senza i soldi non si fa nulla. Vediamo anche la slide successiva, perché la spesa complessiva in Veneto ammonta ad una cifra anche interessante, ma vediamo come è divisa, cioè 2,5 miliardi di euro. 2,5 miliardi di euro. È un buon importo. È anche qualcosa di più di 2 miliardi e mezzo di euro, adesso abbiamo ovviamente arrotondato, diciamo, ma in realtà sono anche qualcosa di più. 2 miliardi e mezzo di euro sono stati, come dire, le risorse che hanno finanziato i piani di zona che sono stati prorogati, devo dire, fino a quest'anno, e sono tanti, sono pochi, sono sufficienti, ma a me viene sempre da dire che non sono mai sufficienti, le risorse non sono mai sufficienti. Però, insomma, comunque è una dotazione complessiva importante, ecco, e quindi i piani di zona non sono poca cosa. Quando metti in campo una risorsa di 2 miliardi e mezzo di euro, come dire, hai voglia, ne fai di robe se vuoi, insomma, e se hai una programmazione efficiente, appropriata, eccetera. Fonti di finanziamento, qui vediamo le fonti di finanziamento, qui le abbiamo messe perché qualcuno ogni tanto pensa che sono 2 miliardi e mezzo che arrivino da chi. No, ci sono più soggetti che contribuiscono a mettere assieme queste risorse. La parte più importante ovviamente è quella regionale, vediamo che il 53% delle risorse le mette la Regione Veneto, di cui devo dire una parte, per correttezza, le riceve da quelli che sono il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e quindi dai fondi statali. Poi però vorrei fare osservare che c'è un'altrettanta quota importante che sta crescendo nel tempo ed è anche qui quel 28% che sono a carico degli utenti, si chiama compartecipazione tariffaria. I comuni. Quindi io ti do il servizio di assistenza, ti do il centro diurno, ti do la casa di riposo, la struttura residenziale, però sai che una quota la devi pagare anche tu. Ecco, quindi la spesa... come privato, perché qua vedo i comuni, i cittadini direttamente o i comuni il 28% sono proprio i
cittadini che i pagano, cittadini. il 16% lo mette il comune, Okay. quindi il 53% Okay, lo mette la regione, il 16% lo mette il comune, 1% lo mette lo Stato, ma ripeto, dentro a quel 53% della regione ci sono finanziamenti che arrivano dalle politiche sociali nazionali, il 28% sono le tariffe, è l'utenza che paga una parte di quel servizio, e poi il 2% sono altri, nel senso che sono altri soggetti che contribuiscono a dare qualcosa, ecco. Quindi 2,5 miliardi che si compongono così, ripeto, non sono pochi, anche se insomma rispetto alla necessità noi quando ogni tanto ci troviamo a parlare nei tavoli ne avremo sempre bisogno di più rispetto alle esigenze che emergono attorno a quei tavoli, però ripeto è una dotazione che è sicura e cerchiamo di fare in modo che quel 28%, soprattutto per quelle fasce di reddito estremamente basse, come dire, in qualche maniera si alleggerisca sempre di più, e cerchiamo di chiedere ai comuni, che pur sappiamo che non godono di grandissima salute, però cerchiamo di fare uno sforzo per cercare di venire incontro, come dire, proprio alle fasce più disagiate, anche perché uno di questi tavoli, ripeto, riguarda proprio la povertà e l'inclusione, quindi questi non ne hanno proprio da mettere in campo, insomma, risorse. Infatti vediamo anche l'altra slide che ci spiega per ogni area la spesa come è stata ripartita. Quindi la parte del Leone, 51% è per l'area anziani, quindi come dicevo prima la maggior parte degli interventi viene dedicata agli anziani in stato di bisogno. Ma del resto, se ci pensiamo, è la popolazione ormai più ampia che abbiamo, viviamo fortunatamente più a lungo, ma sappiamo che quando si vive anche più a lungo bisogna cercare anche di venire incontro e di sostenere quel pezzo di vita, come dire, che in quel momento si fa e che però, come dire, ci accompagna assieme a una serie di patologie. Ecco, allora, tra investimenti che devono essere fatti, io li chiamo investimenti, continuerò sempre a dirlo, sono investimenti ad esempio quelli che si fanno sull'invecchiamento attivo, perché più investimenti fai sull'invecchiamento attivo e meno spesa sanitaria e sociosanitaria avrai, come dire, successivamente. Che è quella più pesante. Che è quella più pesante, tanto è vero che una delle cose che chiediamo alla Regione Veneto, che finanzia con una legge apposta, dopo che l'avevamo chiesta per molti anni, la legge apposita sull'invecchiamento attivo, che la dotazione finanziaria che è stata messa a disposizione, pari a 1 milione di euro, sia un po' più alta, perché 1 milione di euro francamente per tutto il Veneto sull'invecchiamento attivo è per davvero molto poco. Ecco, quindi quegli interventi, come dire, andrebbero in qualche maniera vitaminizzati un po' di più con risorse ben più consistenti, perché diciamo, guardate, 1 euro speso bene sull'invecchiamento attivo sono 10 euro successivamente risparmiati sulla sanità e sul sociosanitario. Poi abbiamo ovviamente le altre aree, come dicevo prima, la famiglia che comprende il 15%, la disabilità il 17%, poi le dipendenze, la salute mentale e la povertà. Se guardiamo la povertà assorbe solo il 5%, ma attenzione perché questa qui sarà una spesa che inevitabilmente dovrà crescere, ma la stessa Regione Veneto nella sua delibera e nel suo piano sociosanitario ha scritto che sta aumentando la fascia dei poveri anche nel Veneto. E quindi in qualche modo noi avremo la necessità per queste persone di trovare dei strumenti di sostegno al reddito che ci sono, ma che a volte sono per davvero ancora insufficienti. Perfetto, allora affronteremo ancora queste tematiche, però siamo in chiusura. Un consiglio, visto il momento, perché giustamente ci hanno anche scritto in trasmissione, tante volte parlate anche, date una parola per tanti anziani che costringono a stare a casa, che affrontano la solitudine, guardano soltanto la televisione. Noi siamo contenti che ci possiate seguire e approfittiamo un po' di questo anche per dare un messaggio. Cosa fa il sindacato per gli anziani? Allora, in una fase come questa non si può eludere il tema del coronavirus, è del tutto evidente, però vogliamo dirlo con assoluta tranquillità, seguiamo le indicazioni che vengono date da quelle che è la comunità medico-scientifica che viene raccolta dagli organi istituzionali, quindi sappiamo che non si tratta di una semplice influenza o poco più, è una cosa, come dire, che purtroppo sta viaggiando a livelli che stiamo vedendo in questi giorni anche inaspettati per certi aspetti. Se però utilizziamo a dovere le regole di comportamento che ci vengono suggerite in qualche modo, in un paese democratico come il nostro possiamo fare solo questo. Noi non siamo la Cina, non abbiamo un sistema dittatoriale che mette a casa 60 milioni di persone e non possono più muoversi, sono ancora chiusi dentro
dentro casa. La democrazia vive di comportamenti corretti e quindi in qualche maniera e di responsabilità, ovviamente. Siamo responsabili, cerchiamo di utilizzarli per quanto riguarda i servizi delle nostre categorie, della nostra confederazione e dei pensionati, siamo sempre a disposizione, in questo periodo siamo a disposizione su appuntamento. Quindi basta telefonare alle sedi, i numeri telefonici li trovate. Telefonateci, vi diamo l'appuntamento e se serve fare la pratica la si fa come sempre. Evitiamo però gli affollamenti che in questo momento giustamente dobbiamo assolutamente evitarli. Perfetto, grazie mille Renato Bressan, grazie a voi di averci seguito. Pubblicità, dopo ritorniamo in studio per il nostro consueto approfondimento con gli altri ospiti. Grazie, tra poco.